148 transizioni per fare circa 70 euro di benzina, una lunga pergamena di scontrini, quasi 2 ore trascorse tra la pompa 3 e la pompa 5 del distributore Vega a Nervesa della Battaglia. Non era probabilmente rifornire l'auto la priorità dell'uomo che ieri sera tra le 20:15 e le 21:30 ha continuato a inserire il bancomat nella cassa automatica, facendo poi poche gocce di carburante e riposizionando l'erogatore nella sede per poi ricominciare da capo. Importi dai 30 ai 70 centesimi che il gestore mostra su carta solo fino a un certo punto, quando il rotolo dei contrassegni si è esaurito. Grande stupore questa mattina per il benzinaio nel rilevare questi movimenti che in questo caso fortunatamente non avranno costi aggiuntivi per lui a parte quello del rotolo di carta consumato. Per quanto si tratti di un'azione formalmente legale, si prevede comunque che le commissioni ricadranno sulla casa madre del fornitore e che quindi creeranno un costo non indifferente. In alcuni casi, infatti, le commissioni di una singola transizione con il bancomat arrivano a costare anche 50 centesimi al gestore. In un caso come questo l'importo, infatti, sarebbe stato di 74 euro. Pagamento dopo pagamento l'uomo ha continuato con un'accesa motivazione a digitare il proprio codice personale sulla tastiera della colonnina, con un'operosità che l'ha portato a collezionare questo numero record. Le spiegazioni di un tale comportamento potrebbero essere legate alle novità dedicate ai consumatori in ambito del cashback, oppure a un'interpretazione errata della lotteria degli scontrini, oppure ancora per venire incontro alla necessità di far quadrare i conti di qualche altra attività.